Buonasera, siamo qui alla seconda tappa di Talentis a Cortina e siamo con Alessandro Gollin. Buonasera, benvenuto. E questa sera abbiamo appunto ascoltato il suo pitch riguardo all'app Sigmund, l'app che si occupa del benessere psicologico delle persone. Questa sera ci ha evidenziato un dato sicuramente importante. Sono 3 miliardi le persone che nel mondo oggi sentono di avere il bisogno di uno psicologo. Ecco, la vostra startup in che maniera offre un servizio più innovativo? Quali sono gli elementi di innovazione rispetto a quelle che sono le altre realtà di mercato? Grazie. Sì, sono 3 miliardi le persone che sentono il bisogno di un supporto psicologico, sentono e non hanno, in quanto il sentire è differente, no? Cioè la psicologia è la scienza ultima a essere nata, la più nuova, e questa è in continua evoluzione, diciamo. E quindi, come ogni scienza, tra prove ed errori continua a svilupparsi, a trovare sempre il suo filone più adatto, no? Ad accogliere maggior popolazione. In questo senso la psicologia non serve solo quindi a curare, ad alleviare certe sofferenze, ma anche a migliorare nella vita di tutti i giorni, no? C'è la psicologia positiva cosiddetta, quella che ci porta a cambiare stile di vita, a migliorarci e a superare i nostri limiti. Come abbiamo voluto affrontare questa problematica? Abbiamo voluto creare un'applicazione che permette questo. E visto che ormai i 3 miliardi di persone hanno anche tutte uno smartphone e lo usano quotidianamente per controllare magari quanto mangiano, come mangiano, quanti passi fanno, quanta corsa fanno, mancava un'applicazione che ponesse l'attenzione sul benessere della persona, ma quello psicologico appunto. Ed è per questo che abbiamo creato questa applicazione che permette sia in maniera sincrona che asincrona di prendersi cura del proprio benessere psicologico. Grazie. Ecco, quindi Sigmund, ma non solo, comunque ha sdoganato quello che è la terapia per forza in presenza. Insomma, riusciamo ad affrontare una problematica che è quella più legata alla psicologia, alla parte interiore di sé, tramite un'applicazione. Quindi questa è sicuramente una grande innovazione. Assolutamente sì, senza contare che con l'online si notano cose differenti, no, da quelle che si notano in presenza. Molto spesso magari si può vedere l'utente direttamente all'interno della propria abitazione o in spazi che sono al di fuori di un setting già precostruito, no? Questo è molto importante. E in più c'è la possibilità, attraverso l'applicazione, di monitorare durante tutta la settimana in maniera asincrona, appunto tramite esercizi, tramite notizie o tramite comunque obiettivi da raggiungere, quella che è la performance e la riuscita del percorso terapeutico in atto. Grazie e in bocca al lupo per il vostro progetto. Grazie.